Una settimana fa il crollo del seracco di ghiaccio dalla Marmolada che travolse e uccise 11 alpinisti. Ieri sera la messa in suffragio delle vittime a Canazei, il sorvolo oggi dei familiari sull'area della tragedia. Dopo il riconoscimento ufficiale delle ultime vittime a Montebelluna, il giorno del dolore, parla Monsignor Domenico Pellizzera, da 32 anni alla guida della parrocchia di Guarda, frazione in cui nacque Gianmarco Gallina. Raffica di incidenti oggi in montagna, il più grave sul Civetta, dove un alpinista è stato visto cadere dalla ferrata. Alleghesi, recuperato il corpo, ignota per ora l'identità. Diversi episodi di violenza e ubriachezza molesta ieri sera tra Castelfranco e Lori. All'ospedale sono arrivati giovani nordafricani che hanno dato in escandescenza, complicando l'operato dei sanitari. La donata triveneta degli alpini ad Asiago, lunga diretta dello sfilamento sulle emittenti media nord-est, oltre 10.000 le penne nere presenti in 2.000 dalla Marca trevigiana. Coppia di asini a passeggio nel centro di Castelfranco. In piena notte i vigili del fuoco li mettono in sicurezza all'interno del cortile di una scuola elementare. L'appello del sindaco Marcon per rintracciare il proprietario. Festa ieri sera a San Biagio di Callalta per il ritorno delle storiche campane restaurate grazie a una raccolta fondi. Presente il vescovo Tommasi che festeggiava anche il suo compleanno. TG Treviso, ben ritrovati, buona domenica. Una settimana fa esatta il crollo del seracco di ghiaccio che ha travolto e ucciso 11 alpinisti esperti. Torniamo in apertura di questa edizione del telegiornale sulla Marmolada per sentire le parole del rifugista Toldo e poi proprio questa mattina alcuni familiari delle vittime hanno sorvolato la zona della tragedia per vedere dove riposano ora i loro cari. Era domenica, era più o meno l'1:30 del pomeriggio e mi era un cosino che facevo servizio e ho sentito tutto panico sulla veranda perché la finestra che guarda proprio fuori e niente, tutti che siga valanga, la prima valanga che va al neve ho pensato non ve n'è e quando che guarda fuori dalla finestra era una gran nube bianca che arrivava, ti sentivi che era anche se si dava aiuto e ti vedevi su che era persone. Il ricordo di Luca Toldo al suo primo anno al rifugio Capanna Ghiacciaio. Il giovane gestore è stato tra i primi ad intervenire salvando la 29enne Laura Sartori travolta da ghiaccio e detriti. Era una domenica di sole come quella di oggi, la scorsa, quando la sfida della salita a Punta Penia si è trasformata in una tragedia. Ad una settimana dal crollo del seracco, questa mattina alcuni familiari delle vittime hanno sorvolato la zona a bordo dell'elicottero insieme ad alcuni psicologi. Un momento definito dalla dottoressa Mania emozionante e commovente. Nelle stesse ore la seconda superstite della tragedia tedesca ricoverata e curata a Belluno veniva dimessa dall'ospedale dal quale si congedava con una lettera di ringraziamento a tutto il personale. Anche oggi mi sono sentita molto meglio, scrive, grazie a tutti quelli che si sono impegnati per me, lo apprezzo molto. Rimane invece ancora in prognosi riservata Davide Carnielli, il giovane trentino ferito sulla Marmolada è in cura all'ospedale di Treviso. Ieri a Canazei la chiesa parrocchiale a fatica riusciva a contenere tutte le persone che hanno assistito alla messa in suffragio delle vittime ufficiata dal vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol e dall'arcivescovo di Trento Lauro Tisi. Il messaggio più forte è quello che mi fa dire che nel dolore di questi familiari che hanno visto in un attimo perdere la vita dei loro cari è nascosta la chiave di volta della vita, l'amore. La dignità dei familiari e il grande sforzo dei soccorritori paragonati da Tisi al buon sammaritano. Insieme la montagna rimasta sola ci provoca a ripensare completamente il nostro rapporto col creato e a tornare a chiamarlo fratello e sorella e a non contrapporci ad esso. Soccorritori che saranno al lavoro ancora per 2 settimane a terra e con i droni, ma ad una settimana esatta dal crollo il quadro della tragedia sembra composto. 11 sono le vittime. Ora la speranza è che possano tornare a casa al più presto per celebrare le esequie e dare loro una degna sepoltura. E così dopo il riconoscimento delle vittime anche a Montebelluna, il giorno del dolore, parla Monsignor Domenico Pellizzera, da 32 anni alla guida della parrocchia di Guarda, dalla quale arrivava proprio Gianmarco Gallina. Marmolada, io quante volte l'ho fatta, anche con i ragazzi, ma sempre dalla parte di qua, dal lago Fedaia, si andava su a Punta Penia, ma è tranquilla, non è una montagna assassina come si è dimostrato, probabilmente è stata una fatalità.
Non sono ancora tornati a casa i coniugi Gallina, mamma e papà di Gianmarco, 32 anni, una delle vittime della marmolada riconosciute insieme alla compagna Manuela Piran. Sono ancora a Canazei. A riferirlo una delle vicine della famiglia di questo nuovissimo quartiere che per giorni ha vissuto ore di angoscia insieme ai familiari di Gianmarco. A loro oggi si è rivolto Don Maurizio Pellizzer, parroco di Guarda proprio da 32 anni. Nelle sue parole il ricordo di Gianmarco, quel ragazzo timido che vedeva giocare con il fratello. Io ho conosciuto la famiglia quando i bambini erano ancora piccoli, che hanno frequentato qui, poi loro si sono spostati in altre vie, ma sempre qui di Guarda. Tutta la comunità, tutta la parrocchia siamo vicini a loro e non abbiamo parole, perché una cosa così repentina, così tragica, ti lascia sgomento. Vicini a loro con l'affetto e con la preghiera, le esequie di Gianmarco potrebbero essere celebrate in Duomo, spiega Pellizzer, immaginando anche il grande afflusso di gente che quel giorno vorrà dargli l'ultimo saluto e sostenere la famiglia in questo dolore immenso. Secondo me ci vuole un po' di tempo per macinare dentro tutti questi fatti, questi avvenimenti, ci vuole un po' di tempo, non si può dar lì dire il Signore ti aiuta, il Signore è qua. Loro capiranno poi un po' alla volta, i genitori, adesso li vedrò senz'altro, non c'è altro insomma. È stata una giornata difficile, purtroppo ancora in montagna. Un alpinista è morto oggi dopo le 14, dopo essere precipitato dalla ferrata Alleghesi sul massiccio del Monte Civetta. E la centrale del SOM 118 è stata allertata dal gestore del rifugio Torrani, avvertito da un escursionista di passaggio che aveva visto precipitare una persona. Sul posto si è portato l'elicottero di Bolzano, che dopo un sorvolo ha individuato il corpo provvedendo al suo recupero e trasportando la la salma, di cui ancora non sono state rese note le generalità, è stata portata alla camera mortuaria di Forno di Zoldo, nel Bellunese. Poi ci sono stati altri 2 incidenti, il primo intorno alle 11, dove la centrale del soccorso è stata portata in zona Passoggia. Un alpinista era caduto dalla parete della Croda Negra per circa 15 metri, era la prima della cordata, ha riportato dei traumi. Poi ancora a mezzogiorno il soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato attivato per una ciclista caduta in discesa dal Col Visentineo. Si tratta di una donna di 54 anni di Casier. Entrambe le ultime donne di cui vi abbiamo parlato non sono in pericolo di vita. E poi sono stabili le condizioni della bambina di 3 anni rimasta ustionata, investita dalle fiamme del barbecue che il padre, un uomo di 54 anni di origini algerine, aveva acceso sul terrazzo di casa in un'abitazione in pieno centro a Ponte di Piave, piazza Garibaldi. La piccola è stata portata con l'elicottero al centro Grandi Ustionati di Verona. È sotto osservazione e si attende lunedì per capire meglio l'evolversi. Non è intubata. L'incendio, che ha interessato soltanto il terrazzo, è stato presto spento da un vicino di casa. Il papà, che era ricoverato all'ospedale di Oderzo, invece è già stato dimesso. E restiamo invece con le immagini dell'ospedale, ma questa volta andiamo all'ospedale di Castelfranco Veneto, dove è stata una notte di inferno. Sono arrivati diversi giovani, alcuni ubriachi, altri arrabbiati. Vediamo perché. Urla e offese in pronto soccorso contro i medici e il personale delle forze dell'ordine. Ennesima nottata difficile, questa volta all'ospedale di Castelfranco Veneto, dove i sanitari sono stati costretti anche a chiedere rinforzi per gestire una situazione che altrimenti avrebbe potuto sfuggire di mano. Il primo episodio scatenato dall'arrivo in pronto soccorso di un giovane marocchino che sosteneva di essere stato picchiato dal buttafuori di una discoteca di Castelfranco Veneto perché molesto. L'arrivo dei suoi amici ha scatenato l'inferno. Lui è stato medicato, poi sono arrivati i suoi amici che hanno alzato un po' il tono della voce in pronto soccorso. I nostri gli hanno detto di stare tranquilli e la cosa è finita lì. Ecco, quelle turbolenze che le persone hanno sentito era perché erano arrivati un gruppo di ragazzi che evidentemente erano all'interno della discoteca con lui, che hanno voluto venire per capire lo stato del soggetto, che ovviamente lamentava queste ferite di essere stato picchiato. Il secondo episodio con l'arrivo di un altro giovane, questa volta completamente ubriaco, insieme ad un connazionale. Entrambi, insieme a degli amici, avevano passato la serata in un locale a Loria. Uno dei 2 giovani rischia la denuncia per resistenza pubblica ufficiale. Alle 5 del mattino, nonostante le sue condizioni, è andato in escandescenza perché voleva essere dimesso immediatamente. Tutti episodi che hanno rallentato il lavoro dei sanitari
Episodi di violenza, anche verbale, non nuovi negli ospedali la notte, tanto da convincere il direttore generale Francesco Benazzi a predisporre turni notturni sempre con personale per la maggior parte maschile. Notte cerchiamo di mettere anche un infermiere uomo, in modo tale da garantire che anche se i ragazzi si calmino un attimo, che se trovano solo infermieri donne qualche volta pensano di poter fare quello che vogliono, insomma. L'ULSS 2 avrebbe bisogno, spiega Benazzi, di almeno 25 tra psicologi e psichiatri. Purtroppo siamo abituati a questo, evidentemente soprattutto d'estate, quando i ragazzi sfogano un po', come dire, il loro senso di libertà in modo, direi, esagerato. Questo comporta poi disagi per tutti gli altri. Adesso è finito il concorso degli psicologi, noi speriamo che Azienda Zero ci metta subito a disposizione la graduatoria, ne abbiamo estremamente bisogno, li mettiamo anche qualche volta in sostituzione di psichiatri che non riusciamo a trovare, quindi nel SERD, nella psichiatria, cioè nelle aree più a rischio. Voltiamo pagina, andiamo ad Asiago, è terminata la Dunata Triveneta degli Alpini che abbiamo seguito ovviamente in diretta a partire da questa mattina, l'invasione sull'altopiano di 10.000 penne nere. Sezione di Treviso. L'ammassamento alle 9 del mattino, poi il lungo corteo aperto da fanfare, gonfaloni e autorità, gli alpini in armi, le sezioni estere, i gruppi storici rievocatori e le migliaia di penne nere, oltre 10.000 la stima, arrivate da Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per dare vita al lungo sfilamento con cui si è conclusa la 3 giorni alpina di Asiago. Viale della Vittoria, il Sacrario, luoghi simbolo della città che vedono sfilare per l'intera mattinata, tra due ali di folla e di tricolori, l'orgoglio alpino in diretta dalle prime battute fino alla conclusione sulle emittenti di Media Nord-Est, con le sezioni trevigiane come sempre numerosissime, in almeno 2.000 hanno raggiunto l'altopiano. Stai dietro appena un passo da te, non dobbiamo scavare in chissà quale libro di storia, ma... Quasi 3 ore di sfilamento, concluso con il tradizionale passaggio della stecca tra Asiago e la città che ospiterà la prossima Triveneta, Belluno. Amor di patria, rispetto del tricolore, fratellanza, solidarietà, coraggio, determinazione, volontà di essere e soprattutto di fare. Di tutto questo, come sindaco di Belluno, non posso che esserne fiero ad accogliere il prossimo raduno del terzo raggruppamento nel 2023. Infine la Maina Bandiera è la città che, sciolta dall'ufficialità, ha respirato a pieni polmoni l'atmosfera di festa. Non è una manifestazione folcloristica, questo è un momento di coesione che ricorda tutto quello che è stata l'attività di un anno. Stiamo parlando del terzo raggruppamento, quindi il nostro nord-est, definiamolo così, ma è anche la volontà per ringraziarli. La Regione è qui, diciamo, in forte presenza per ringraziare gli alpini per tutto quello che fanno, si pensa alla protezione civile, all'attività sanitaria, il Covid e molto altro ancora, il soccorso alpino, insomma tutte le attività di volontariato, e direi che se non ci fossero bisognerebbe inventarli. Ora le voci delle penne nere sul territorio, dunque ad Asiago, raccolte dal nostro Lucio Zanato. Sentiamo che cosa ci fa sentire. Cominciamo con Merlo che fa l'alba. Le voci, i volti, le storie, la Dunata del terzo reggimento, la Dunata Triveneta di Asiago è stata soprattutto questo, con la città che ha accolto con calore le 10.000 penne nere arrivate da tutto il nord-est e non solo. Roberto Punta, il presidente della sezione di Perth, West Australia. Ecco, però lei l'alpino quando l'ha fatto, dove l'ha fatto? L'ho fatto a Codroipo nell'87, ottavo 87 a Codroipo, poi a Udine, e sono emigrato a Perth nel 95. Il pensiero va alla Naia e c'è chi l'ha fatta in anni, che hanno segnato la storia alpina e italiana. Ha fatto il carro a Gemona, ha fatto tutto a Gemona, e con il terremoto ero lì, dove sono stati i 29 morti. E Conegliano siamo orgogliosi perché è un gruppo ancora in vita.
In 2000 dalla Marca, in sfilata le 4 sezioni, oltre a Conegliano Treviso, Vittorio Veneto e Valdobbiadene, per ciascun comune una fascia tricolore e fiera di esserci. Ho scelto di venire insieme ai miei alpini con la corriera, perché così abbiamo cominciato questa festa già da stamattina alle 6. Un'emozione grande perché gli alpini, che ne so, non si sa perché, però portano sempre festa e allegria. Gli alpini incarnano veramente lo spirito del volontariato e quindi al di là delle necessità, delle esigenze, dei bisogni o delle situazioni, loro ci sono sempre. I valori degli alpini e la responsabilità di guidare una comunità paragonabili a una marcia, una salita. Sono proprio le questioni di questo giorno in cui abbiamo visto quanto la montagna può essere bella, stupenda, ma anche pericolosa, e se non la si sta ad ascoltare non se ne prende cura. Asiago che fa sembrare Rimini e le polemiche che ne sono seguite ancora più distanti. Noi vogliamo anche ormai far scemare questa storia che è diventata polemica, insomma, quindi la vogliamo far scemare all'insegna proprio che di ciò che noi veramente siamo, di ciò che vogliamo rappresentare, anche delle sane e buone tradizioni. E forse non molti sanno che tra i fan delle penne nere c'è anche Papa Francesco, e quello che ha definito il suo cappello da penna nera è custodito in una casa di Piavon di Oderzo. Abbiamo girato la macchina e in qualche maniera poi è spuntata questa signora tutta quanta, diciamo, cianotica, impaurita, e che mi diceva: salvami perché ho un bambino, salvami perché ho un bambino. Inizia da questo momento tragico la storia del cappello da alpino di Papa Francesco. E inizia con una macchina che lungo questa strada di Piavon di Oderzo sbanda e finisce in canale una fredda mattina del febbraio del 2016. Io appena sono entrato, che ho aperto la porta, è uscito un po' di tutto e ho visto dentro questa sagoma umana, che per me era una persona morta, a cavallo del sedile dietro, e gli ho detto a mio fratello, a mio papà: dobbiamo tirarla su comunque. Nel legare le cinghie di traino, che non è stato semplice perché con temperature a -3 sotto zero, e voglio dire dentro nell'acqua, era un po' difficoltoso, abbiamo girato la macchina e in qualche maniera poi è spuntata questa signora e l'ho rassicurata dicendogli: tu non ti negherai più. Un salvataggio che ha fatto diventare Graziano Tonon alpino di quell'anno e che gli ha fatto scrivere una lettera a Papa Francesco. Io devo scrivere 2 righe a Sua Santità, perché la bravura umana sì, però che una donna rimanga 45 minuti sott'acqua a -3 sotto zero senza avere c'è stata una mano di qualcuno. Graziano non solo riceve risposta, ma viene convocato in Vaticano, dove incontra il Papa. Ha nelle mani un cappello confezionato per il Santo Padre, che lo accetta con un ma. E lui, quando ha visto questo cappello alpino, è rimasto molto sorpreso, perché gli alpini ce li ha veramente nel cuore il Papa. È rimasto sorpreso, siamo stati lì a parlare credo per diversi minuti. Mi ha detto: questo cappello è mio, questo cappello lo considero mio, un tuo omaggio è mio, lo ridò a te perché tu sia il custode del mio cappello alpino. Ecco perché in casa Tonon una teca particolare custodisce questo cappello, segno di fede e altruismo, che sono l'essenza dell'essere alpino. E lì l'alpinità si è espressa secondo me al massimo, perché aver dato di nuovo, ripeto, una mamma, un bambino così piccolo, qualcuno evidentemente mi ha detto: tu devi andare lì e fare questo gesto, e io l'ho fatto. Bombe H3, torniamo sulla sentenza che condanna Sarroce a 28 anni, soddisfatta la Lega, che dice così si riconosce che si è trattato di un vero e proprio attentato. Beh, una sentenza sicuramente molto importante, che ha riconosciuto quello che si è pensato fino all'inizio, che fosse un attentato vero e proprio per far del male alle persone. In questo caso io ero presente, ma anche le forze dell'ordine che sono state attirate lì con l'inganno, con lo scopo appunto di fargli del male. 28 anni sono sicuramente tanti, ma se ci fosse stato qualcuno che inciampava su quel filo, le conseguenze sarebbero state tragiche. L'assessore Alessandro Manera quella sera aveva parcheggiato lo scooter a pochi metri dal filo d'inciampo che l'anarchico spagnolo Antonio Sarroce Fernandez aveva posizionato sul retro dell'edificio che ospita la sede della Lega. Manera ha testimoniato più volte durante il processo, evidenziando anche un particolare inquietante. Dopo l'arresto dello spagnolo, davanti alla casa di suo padre era comparsa su un muro la scritta «Sarroce libero». La pubblica accusa aveva chiesto per lui una condanna a 28 anni per attentato con finalità di terrorismo. I giudici della Corte d'Assise di Treviso hanno accolto in pieno la richiesta dei pubblici ministeri veneziani. Insomma, quello di Sarroce era un vero e proprio attentato. Che le bombe erano fatte per uccidere. C'è da dire che è stato dato anche il concorso, quindi si ritiene che non abbia potuto agire da solo, ma con anche dei presunti complici che ancora non sono stati identificati.
che dire, siamo qua, siamo stati fortunati a non farci nulla. Una bomba messa per uccidere, ne è convinta la Lega, che ha applaudito alla sentenza. La giustizia italiana ha dato un segnale importante, ha detto il commissario provinciale Boff. Non sono riusciti ad intimidirci, così Giuseppe Paolin, che quel lunedì, alla vigilia di Ferragosto di 4 anni fa, con Manera, Florian e Michelon, si era dato appuntamento per organizzare la festa provinciale del partito. Io spero che questo non avvenga mai più e che lui e i suoi complici, se identificati e quando identificati, capiranno la gravità del fatto. Doppio arresto tra venerdì e sabato a Mogliano Veneto da parte dei carabinieri. Venerdì i militari del nucleo operativo della compagnia di Treviso hanno arrestato, su ordine di carcerazione emesso dalla procura di Como, una 42enne domiciliata a Villorba che deve espiare la pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione per una truffa aggravata commessa nel 2018. È stata condotta in carcere la Giudecca. Ieri sabato i carabinieri della locale stazione hanno arrestato e condotto in carcere a Santabona in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Treviso un 36enne cittadino marocchino che deve espiare 8 mesi e mezzo per dei furti in abitazione commessi nel 2017, sempre a Mogliano. Denunciato per favoreggiamento un 27enne albanese che era con lui, sequestrati un coltello e arnesi da scasso. Torniamo a parlare di Covid con i numeri dei nuovi contagi che si mantengono sostenuti. Il picco del virus è atteso per fine mese, ma potrebbe arrivare anche in anticipo vista la rapidità con cui Omicron 5 si sta diffondendo. Sta prendendo a crescere velocemente e dobbiamo essere allertati, direi non allarmati, ma certamente allertati, perché la base da cui partiamo è una base consistente e quindi il fenomeno potrebbe assumere una velocità importante nel giro di pochissimi giorni. Saranno giorni decisivi, prossimi per l'andamento della nuova ondata di Covid-19. I numeri dei contagi in Veneto si mantengono elevati, 6.997 nelle ultime 24 ore, 1.334 nella Marca trevigiana, dove gli attualmente positivi sono quasi 16.000, 150 i positivi ricoverati negli ospedali trevigiani, 4 quelli in terapia intensiva. Essendo la diffusione una diffusione di tipo esponenziale e non partendo noi da una situazione di zero contagio, ma da una situazione in cui il contagio è già piuttosto sostenuta, la velocità con cui cresce la curva è sotto gli occhi di tutti, è rapidissima. Nella Marca da domani orari dei punti tampone estesi a Treviso, Altivole e San Vendemiano per dare una risposta alla richiesta di test sempre più crescente, decisamente più lento l'incremento dei decessi. Per fortuna è in leggera crescita e speriamo resti tale, e così anche per le ospedalizzazioni. E grossolanamente potremmo dire che c'è una scala di 1 a 10, cioè oggi la mortalità è 10 volte inferiore rispetto a quello che osservavamo con riguardo al vaccino. E proprio a riguardo dei vaccini i numeri sono tornati ad aumentare, 653 ieri in Veneto, 602 dei quali dosi booster. Intanto il virus sta per toccare l'ennesimo picco atteso a giorni. È verosimile a meno che il virus non prenda una velocità ancora più importante, che quindi raggiunga il suo punto di massimo in tempi più ravvicinati. Torniamo a Castelfranco Veneto, asini a passeggio nella notte intorno alle 2 del mattino. I vigili del fuoco sono stati infatti intervenire nella zona ovest della città per la presenza di una coppia di asini, uno maschio, l'altro femmina, a zonzo per le strade senza padrone al seguito. Da dove si siano allontanati 2 animali non è al momento dato saperlo perché nessuno li ha reclamati. I vigili del fuoco non hanno potuto fare altro che metterli in sicurezza scegliendo un cortile ombreggiato e chiuso, per l'esattezza quello della scuola primaria Masaccio di via Monfenera. Il sindaco Marcon ha postato le foto sui social invitando il loro proprietario a farsi avanti. San Biagio di Callalta ora per la festa di ieri sera, per le nuove campane tornate a casa finalmente restaurate, e poi anche un'occasione speciale, quella del compleanno del vescovo. In onore di San Biagio, vescovo e martire, a lode e gloria di Dio. Amen. Le campane dell'antica pieve di San Biagio di Callalta, restaurate e ritornate a casa, benedette alle porte della chiesa dal vescovo Monsignor Michele Tomasi.
Un'accoglienza festosa, quella della comunità parrocchiale, che in occasione della celebrazione della Madonna del Carmine si è prima riunita per la messa solenne e poi per la processione che ha portato la statua della Vergine per le vie del paese. Queste campane a te dedicate, fa che i membri della tua famiglia, all'udirne il richiamo, rivolgano a te il loro cuore. E proprio un concerto del gruppo Campanari di Cavazzale ha salutato il ritorno dei bronzi recuperati grazie a una raccolta fondi. Doppiamente festeggiato il vescovo Tomasi per la sua presenza e il suo compleanno. Io ero abituato da bambino 9 di luglio a non avere mai la festa perché gli amici erano tutti in vacanza. Questa volta è stato un bel recupero anche al di là di ogni aspettativa. No, c'è tanto affetto in questa comunità e questa occasione sotto il suffragio di Maria col suono di campane nuove è un momento anche di gioia e di speranza. Quando torneranno a suonare queste campane? Ma lo spero tanto, secondo anche i nostri tecnici ingaggiati, l'architetto in primis e tutte le altre maestranze, speriamo che per il prossimo autunno, ecco, se non è la festa dei Santi o magari la festa dell'Immacolata, però entro certamente la fine del 2022. In chiusura andiamo a Feltre, dove si è alzato il sipario della 36esima edizione della mostra dell'artigianato artistico e tradizionale Città di Feltre. Dalla mostra dell'artigianato era iniziato il ritorno alla normalità. Oggi quel percorso sembra essere compiuto. Gli espositori, che sono più di 100, sono in richiamo per i visitatori, come sempre attesi da tutto il Veneto e non solo, con le dimostrazioni delle lavorazioni di alcuni dei materiali più caratteristici delle tradizioni artigianali del territorio, come il vetro, la carta, i tessuti, il legno, il cui punto di richiamo quest'anno è collocato nell'area antistante il castello di Alboino, e naturalmente il ferro, con il concorso di forgiatura intitolato a Carlo Rizzarda. Artigianato, ma non solo, quest'anno abbiamo volutamente accettato e sponsorizzato la proposta del CAI di Feltre che fa i 100 anni di nascita. Abbiamo spostato una settimana la manifestazione e abbiamo messo assieme un programma ancora più importante perché tanti visitatori, tanti ospiti del CAI di Feltre vengono da tutta Italia e non solo, e questa era un'opportunità per tutta la città e anche per la manifestazione, per la mostra dell'artigianato, di mettersi in mostra e di far vedere quello che siamo capaci di fare, di far vedere le bellezze della città e di far valere la maestria di tutti gli artigiani che partecipano a questa manifestazione. Compreso il sottoscritto, perché faccio l'espositore da 36 anni, praticamente da sempre. Ad attirare poi l'attenzione nei pressi di Piazza Maggiore la grande statua del dio Vulcano, del peso complessivo di circa 24 quintali per un'altezza di oltre 6 metri e un'antica carrozza della fine del XIX secolo perfettamente restaurata. Con queste belle immagini ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo e buon proseguimento di serata su Antenna 3. Arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Bentrovati al meteo. Inizio di settimana buono, senza eccessi di calore grazie all'anticiclone delle Azzorre che ha preso il posto di quello africano. Vediamo il dettaglio di lunedì 11 luglio. Sul Veneto tanto sole e cielo al massimo poco nuvoloso. In mattinata sarà possibile qualche locale addensamento, ma insomma senza ulteriori conseguenze. Temperature senza notevoli variazioni, minime tra 17 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 25 e i 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo più nubi, quantomeno inizialmente. A seguire sarà più soleggiato un po' dappertutto.
Temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime sui 27-29 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Anche qui è previsto un ampio soleggiamento. Il cielo si presenterà poco nuvoloso, specie sulle Alpi di confine. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime sui 28-32 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Da oltre 40 anni Bacilfrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacilfrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacilfrutta c'è per te.